Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, something got me started, qualcosa mi ha messo in moto e buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, in sostituzione del Pizzo Pellegrin, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 838 di oggi, 11 settembre dell'anno del Signore 2024. Auguri Erika, buon compleanno. E mia moglie. E quindi voglio salutare il nostro Frank Colosseum, l'imperatore in regia, che mi permette di proiettarmi fino a voi, e in particolare vi ricordo sempre le nostre coordinate a cui incrociamo e prima di tutto il nostro appello: date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello: fesso chi non legge radiolibertà.net, perché radiolibertà.net, come già sapete, da tempo è diventato un giornale online, quindi ci troverete i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca, troverete le firmissime Vittorio Feltri, le videopillole, insomma tanta roba bella, croccante, interessante e aggiornata, per cui ve lo ripeto: fesso chi non legge radiolibertà.net. Orbene, il disco che avete ascoltato è dei Simply Red, 1991, Something Got Me Started, e qualcosa mi ha acceso, in questo caso mi ha acceso la gioia di essere qui con voi stamattina. E naturalmente noi iniziamo questa nostra trasmissione anche sull'onda della nostalgia, perché ancora fa caldo. Era l'estate del 1991 e Frank è troppo giovane per ricordarlo, era quell'estate in cui in Italia venne fuori la Swatch Mania, niente di meno. Mentre questo pezzo veniva passato praticamente mattina, mezzogiorno e sera nel corso delle trasmissioni di quasi tutte le radio italiane, la mania degli Swatch si esplicava in quel di Palermo, in via Mariano Stabile al 173, dove al mattino il mitico Mimmo, il titolare del locale, dopo un rodeo telefonico, perché non esistevano certo i social, lui avvisava 3-4 persone che poi avevano le loro liste di telefoni di collezionisti, dice: domani arrivano 7 orologi dalla Svizzera. E se tu lo volevi, dovevi partecipare alla riffa, dovevi lasciare il tuo documento in un'urna, tipo l'urna elettorale, poi lui usciva, si metteva sulla scala, tipo quella per fare i lavori in casa, ed estraeva a caso, a sorte, il fortunato vincitore che entrava e comprava l'orologio. Appena usciva, veniva, veniva, diciamo, accerchiato da una decina di persone che gli dicevano: mi manca per la collezione, ti do... Quante hai pagato? 100.000 lire? Io ti do 150.000 lire, ma tu mi dai questo crono. Per il 1991 150.000 lire erano soldi, eh. Io ci ho comprato una macchina fotografica compatta che ho ancora, 130.000 lire in quel lontano luglio del 1991. E in sottofondo suonavano i Simply Red, Something Got Me Started. Ma adesso, ladies and gentlemen, noi passiamo agli anni 2020, torniamo al 2024 e ci torniamo con l'onorevole Rossano Sasso per il Qui Parlamento. Onorevole, buongiorno e ben trovato. Allora, intanto grazie del suo tempo come sempre. Allora, io lo dico per i nostri ascoltatori: l'onorevole Rossano Sasso è stato sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione nel governo Draghi ed è già stato ospite qui in trasmissione, dove ha mostrato la grande passione per l'insegnamento, per il mondo della scuola che egli ha. Noi facemmo un faccia a faccia, credo, sul tema della disciplina a scuola. Oggi torna perché alla Camera si parla di una risoluzione contro il gender nelle scuole. Onorevole, allora, qual è lo stato dei fatti? Allora, fra qualche ora in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati la Lega difenderà la scuola, difenderà i bambini soprattutto dall'assalto e dalla follia ideologica di PD, AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno presentato delle risoluzioni. Cos'è una risoluzione? È un atto formale con cui una commissione parlamentare impegna il governo
e il governo poi lo deve fare, a legiferare su qualche tema. Allora, Movimento 5 Stelle e PD hanno presentato una risoluzione con cui in estrema sintesi dicono, e ho pubblicato tutto sui miei profili, quindi chi vuole documentare andando sui miei profili social, soprattutto il Movimento 5 Stelle dice che le famiglie non sono in grado di insegnare ai propri figli a distinguere tra realtà e finzione nell'ambito della sfera sessuale. Ho citato testualmente il testo della risoluzione a prima firma della deputata Orrico del Movimento 5 Stelle, e quindi sentono la necessità, per creare una scuola più inclusiva, più al passo con i tempi, di chiamare esperti esterni, magari di associazioni LGBT, e indottrinare i nostri bambini. Chiaramente, quando io ho letto questo testo, sono saltato insieme ai miei colleghi di commissione dalla sedia, perché in tanti anni di insegnamento ho, come dire, sempre educato gli studenti, i bambini, gli adolescenti, e come me centinaia di migliaia di altri colleghi abbiamo sempre educato al rispetto verso tutti, a non discriminare, figuriamoci a discriminare per l'orientamento sessuale. Quindi questa idea della sinistra di ipersessualizzare a tutti i costi fin dal primo ciclo di istruzione, perché parlare di educazione sessuale ad un adolescente, se fatto in maniera opportuna e seria, se fatto per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, le gravidanze indesiderate, è giusto, non siamo dei bigotti, ma se con la scusa della lotta alle discriminazioni qualcuno pensa di utilizzare appunto questo come cavallo di Troia per inserirci dentro le loro nefandezze, l'utero in affitto, la percezione del sé col superamento del binarismo sessuale ad un bambino di 6 anni, allora chiaramente noi diciamo di no, anche perché abbiamo ricevuto in questi anni delle segnalazioni da parte dei genitori che non sapevano nulla di taluni corsi, di taluni esperti di associazioni LGBT che assolutamente non erano previste nel patto di corresponsabilità educativa, e quindi abbiamo sentito puzza di deriva ideologica, e di conseguenza abbiamo depositato una nostra risoluzione della Lega dove diciamo chiaro e tondo di lasciare fuori i bambini da determinati argomenti, da determinati ragionamenti, e poi soprattutto, ma chi diavolo si credono di essere i deputati del PD e del Movimento 5 Stelle per dire che le famiglie non sono in grado di fornire gli strumenti, cito testualmente ancora una volta, per distinguere la realtà dalla finzione? Allora dirò oggi in aula quello che ho già detto più volte: se proprio ci tengono i vari seguaci di Zan, della Boldrini, di Giuseppe Conte a fare questo tipo di ragionamento, si organizzino dei bei corsi con le drag queen, con gli attivisti LGBT nelle loro sedi di partito e non a scuola, vediamo quante mamme e quanti papà sono disposti a portare i loro figli in queste situazioni. Apro e chiudo una parentesi: qualche settimana fa il Parlamento, o meglio l'Unione Europea, ha continuato, quindi ha prolungato l'approvazione del progetto Drag Activism Erasmus+. Che cos'è? Finanziano con milioni di euro degli scambi culturali come l'Erasmus, che tutti noi conosciamo, per ragazzini di 14 anni, ma con una condizione. E qual è questa condizione? Quella di frequentare dei corsi organizzati dalle drag queen, quella di frequentare dei corsi organizzati da associazioni LGBT, altrimenti non parti. Ma ci rendiamo conto o no che questa è una dittatura di un pensiero unico che punta a confondere, che punta ad annacquare, che appunto punta a fluidificare l'identità di un adolescente? Figuriamoci poi se lo fanno con quelli dei bambini di 6 anni. La Lega oggi farà le barricate e grazie agli alleati di centrodestra farà approvare la propria risoluzione, con cui poi noi diremo al governo una volta per tutte, chiaro e tondo, di fare un provvedimento, qualcosa che, sempre nel rispetto dell'autonomia scolastica, ci mancherebbe, dia delle linee guida chiare. Ecco, onorevole, lei dice una serie di cose nelle quali io mi ritrovo ampiamente, non fosse altro che i bambini dovrebbero fare i bambini. Quindi non è il caso di sessualizzare l'infanzia, anche perché mi sembra che ci sia qualcosa di morboso nell'andare a indottrinare sul sesso un bambino di 6-7 anni. Credo non sia il caso. Lasciamo almeno gli innocenti a fare gli innocenti, tanto per cominciare. Detto ciò, io lo dico anche per qualche anima bella che dovesse scandalizzarsi. Il Concilio Vaticano II, addirittura nei suoi documenti, scrive che sarebbe il caso di aprire prudentemente con rispetto a forme di educazione sessuale nelle scuole.
E questo lo diceva nel 1965, cioè 60 anni fa, per cui non c'è niente di cui scandalizzarsi. Allora forse sarebbe il caso di fare un passo oltre, perché al tempo, quando venne proposto, io ricordo, dal Partito dell'Amore, quel tentativo di partito che venne fatto da Moana Pozzi e Cicciolina, però c'era l'idea di portare gli anticoncezionali nelle scuole. Non sarebbe il caso di mettere dei distributori di preservativi? Ma Secondo, guardi, quantomeno al liceo. sì, sì, ma se ne fa da ormai, quando ho cominciato a insegnare c'erano già dei corsi che si facevano. Ecco, io i distributori di preservativi a scuola anche no, tanto Mm. i ragazzi di oggi vanno ad una farmacia e Vabbè, li ha voglia. acquistano. Fare però degli approfondimenti, assolutamente sì, lo ripeto, se si tratta di far capire ancora prima del liceo, quindi anche a partire dalle scuole medie, dai 13-14 anni in su, che c'è il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, che c'è il rischio di gravidanze indesiderate, quello è sacrosanto, ma molti insegnanti già lo fanno. Non abbiamo certo bisogno della drag queen che venga in tacchi a spillo e con le piume di fruzzo in testa a spiegarci cosa succede. Le famiglie anche lo fanno, non siamo più negli anni 60, le famiglie moderne affrontano questi temi senza problemi e senza falsi pudori. A me dà fastidio da genitore, da insegnante e poi da politico che qualcuno mi debba venire a dire che tu genitore non sei in grado, quindi fatti da parte e ci pensa il PD e ci pensa il Movimento 5 Stelle. Questo è lo Stato etico, Certo. è uno Stato talebano che dice alla famiglia fatti da parte, ci penso io. Assolutamente no, e peggio mi sento se lo vuoi fare ad un bambino di 6 anni. Provate oggi all'uscita di scuola ad andare a dire alle mamme e papà che aspettano i bambini delle scuole elementari cosa ne pensano di questa risoluzione. Rimarrete stupiti. Anche tanta gente di sinistra su questo appoggerà la proposta della Lega, perché questa è l'ideologia, questa è la deriva ideologica di qualcuno che anziché pensare come facciamo noi ad aumentare lo stipendio degli insegnanti, a dare più fondi alle scuole per evitare la dispersione scolastica, e a fare tutto quello che facciamo ogni giorno con il ministro Valditara e grazie alla Lega in Commissione Cultura di Camera e Senato, questi pensano a fare una sintesi del DL Zan alle scuole elementari. Ma di che stiamo parlando? Respingeremo ogni avanzo indecente da parte delle sinistre. Guardi, io non sono politico, ma sono genitore e condivido il suo pensiero. Aggiungerei anche un'altra cosa: forse appunto ci dovremmo occupare dell'efficienza e della qualità dell'insegnamento che i nostri figli ricevono nelle Certo. scuole, visto e considerato che siamo una nazione nella quale c'è un popolo di non lettori che sta crescendo in una maniera vergognosa e posto anche il fatto che in realtà, per contrario, c'è un popolo di cosiddetti scrittori da cestino, cioè di gente che, siccome sa mettere due dita sulla tastiera con Word, allora si sente Umberto Eco e inonda le case editrici di scritti che peraltro ortografia e grammatica non sanno nemmeno che cosa siano. Per cui, a maggior ragione, prima formiamo dei nuovi lettori, lo dico anche per la mia categoria di giornalista, formiamo delle persone che abbiano un senso critico e una passione per il pensiero e per il ragionamento, cosa che ultimamente nelle scuole italiane non vedo spesso. Anzi, se vado agli anni del liceo, 25-30 anni fa, mi ricordo che era più una formazione o una valutazione politica da un certo lato, anziché una vera e propria formazione culturale. Per cui torniamo a fare scuola, che è la cosa più importante, paghiamo meglio i nostri insegnanti, soprattutto rispettiamoli, perché mi pare che ultimamente non ci sia Ah, rispetto della cosa pubblica. Già con vogliono me pestare. sfonda una porta aperta. eh, La Lega ha fatto una legge proprio che inasprisce le pene nei confronti di chi usa violenza nei confronti di tutti i lavoratori della scuola. Adesso fra qualche giorno riformeremo il voto in condotta, si torna ai bei tempi in cui se spacchi la testa ad un compagno, se rompi le finestre dell'aula, se manchi di rispetto ad un insegnante, ti becchi 5 in condotta e vieni bocciato. Ecco, la Lega vuole una scuola normale, non sì, vuole una scuola che chiuda durante Ramadan per rispetto a qualche musulmano, non vuole una scuola che, come dire, ospiti esponenti delle sinistre a parlare di binarismo e di fluidità sessuale. La Lega vuole una scuola dove gli insegnanti siano gratificati, autorevoli,
dove i dirigenti scolastici altrettanto vengano gratificati, dove il personale ATA venga stabilizzato e dove le famiglie tornino a fare le famiglie, dove i genitori la smettano di fare i sindacalisti dei figli e tornino a fare i genitori. Quando io e lei andavamo a scuola e prendevamo un brutto voto, a casa, quando tornavamo, come si suol dire, avevamo il resto. Esatto. Oggi il resto lo hanno le maestre e i maestri che si permettono di mettere un brutto voto al piccolino. Esatto. Assolutamente sbagliato. Detto questo, io vi ringrazio perché purtroppo mi fanno segno che tra un po' devo intervenire in aula. Sono a Montecitorio. Allora, buon lavoro, onorevole. Alla prossima. Grazie, un saluto. Grazie. Sigla. Buongiorno. Ecco, e qui vedi anche la passione dell'individuo. Si è trattenuto con noi proprio in extremis fino a quando non gli hanno fatto segno: "Vedi che devi parlare". Quando uno crede nelle sue cose, è così che si fa. È così che si fa. Questo è il fatto. E comunque sono d'accordo. È ora di reintrodurre anche il rispetto verso i docenti, che non vuol dire il servilismo o il leccaculismo di certi soggetti che, ahimè, si riproducono di generazione in generazione, perché, anche ai miei tempi c'era quella che andava ai colloqui e diceva: "Ah, che mio figlio lo vedo, fa mezz'ora di compiti, poi esce, va a giocare. Professoressa, più compiti", perché così credeva di ingraziarsi la professoressa che gli avrebbe promosso il figlio con qualche punticino in più, perché purtroppo sapete le vie delle leccate sono infinite, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Poi per fortuna, fortunatamente, ti capita un Rossano Sasso che invece dice: "Datevi una calmata tutti quanti siete", e speriamo davvero che, si arrivi a una scuola nella quale chi vuole fare il fenomeno, magari sparando all'insegnante con la pistola a gommini, non si becca un bel 5 in condotto, un calcio nel culo e viene bocciato. Sarebbe il caso. E sarebbe il caso che magari papà e mamma, anziché dire: "Adesso andiamo dall'avvocato", ecco, gli dicono: "Bella bestia che non sei altro", e gli tirano uno schiaffone nel cozzetto o collottola o nuca, che dir vogliasi in italiano. Ma adesso noi andiamo in pausa e poi torniamo con Franco Battiato, "L'era del cinghiale bianco", 1979, a tra poco. Mario Draghi, ex presidente della BCE ed ex premier italiano, ha prodotto un documento di 400 pagine con il quale analizza le debolezze dell'Unione Europea e ne propone la riforma. Lo studio ovviamente è molto complesso, ma il suo messaggio è semplice anche se drammatico. Draghi infatti ha detto: "Se non si faranno subito le riforme illustrate nel mio rapporto, l'Europa è finita. Questo è il mio incubo più frequente". Queste non sono parole al vento di un politico arruffapopolo che gioca sull'emozione della gente, ma è la conclusione di un grande economista con una rilevante esperienza istituzionale ai più alti livelli. Draghi quindi non è certo un anti-europeo, ma è uno che denuncia senza sconti lo stato dell'Unione Europea perché ne vuole costruire una capace di rispondere alle sfide del mondo moderno. Della UE, dice Draghi, non se ne può fare a meno, ma una UE come quella che abbiamo ci porta fuori strada. Da qui la necessità non solo di riformarla, ma anche di riformarla in fretta.
alle 11:05 e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti in sostituzione di Pigi Pellegrin. Prima avete ascoltato Pierluigi Magnaschi con il suo stupendo Diritto e Rovescio, lo ringrazio e saluto il mio grande maestro di giornalismo Pierluigi Magnaschi, ma adesso, dopo aver sperato che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, noi abbiamo qui qualcuno che vola con la leggiadria e l'eleganza di una farfalla. Signore e signori, sua soavità Paola D'Amico, che ritorna direttamente da Buone Notizie, splendido dorso del Corriere della Sera. Paola, finalmente! Antonino, ciao, ben trovato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. E allora, mia cara? Una buona estate? Bah, più che altro accaldata, però è stata estate. È stata estate più che altro. E allora, torniamo dai nostri amici animali e abbiamo un po' di notizie, insomma, per un piatto abbastanza ricco. E allora ficchiamoci. Esatto, il primo pensiero, il mio pensiero è a ragazzi e ragazze, mamme, nonni, genitori e papà che hanno trascorso un paio di mesi per cercare di salvare un bosco a Gallarate, nel Varesotto, forse l'avete letto o sentito, in via Curtatone, un bosco addossato all'autostrada, periferia del paese, della cittadina, per cercare di evitare l'abbattimento di alberi, che credo sarà inevitabile poi abbattere, perché ormai le forze di polizia assediano i ragazzi. Alcuni sono rimasti sugli alberi a dormire, a mangiare per giornate intere. È un bosco che, diciamo, da un punto di vista di natura incontaminata, proprio perché per tanto tempo questo bosco era dimenticato, salvo appunto per dei pochi abitanti, e quindi gli alberi sono cresciuti liberi, gli animali lo abitavano, lo popolavano tranquilli, sereni, ma soprattutto questo bosco, qui c'è un nostro amico di Radio Libertà, Massimo Vacchetta, che mi aveva chiamato quest'estate. Questo bosco è abitato dai ricci, e questo periodo è un periodo molto delicato perché le mamme stavano crescendo i loro piccoletti prima, perché possono passare appunto l'inverno in autonomia, con abbastanza grassetto sulle loro sicili. Certo. E perché i ricci? Perché i ricci sono degli animaletti meravigliosi. Spesso chi ha una casa con un giardino, anche in città, può essere che abbia un riccio, che ovviamente sono animaletti schivi, cerca di non farsi vedere, ne starà centissimi quando si taglia l'erba, perché questo è il classico incidente in cui si rischia di ammazzare un piccolo riccio, è proprio quando si taglia l'erba in giardino. Però sono importantissimi, sono proprio degli indicatori della salute di un luogo, di un bosco, di una città, di un terreno, di un giardino. Se c'è un riccio vuol dire che quell'ambiente è assolutamente sano, altrimenti non sopravvivono. Sono degli animali deliziosi, non sono riuscita a mandarti un'immagine, uno scatto carino, però si trovano, voglio dire, sono animali che piacciono molto perché hanno questo musetto che scatena un'immediata empatia. Infatti. I ricci mangiano, e perché sono importanti? Perché proprio in un'estate così calda, così torrida, abbiamo visto proliferare insetti di ogni sorta. I ricci mangiano insetti, non solo insetti, ma anche lumache. Se non ci sono i ricci, spessissimo c'è una prevalenza di insetti esagerata e anche di lumache, che sono animali che possono disturbare le colture, mangiarsi quello che non dovrebbero mangiare, e compresi i nostri fiori. Quindi avere un riccio vuol dire vivere in un ambiente sano, sapere che quel terreno non è contaminato e viene controllato, cioè loro controlla l'ambiente, sono fondamentali per l'ecosistema. Ecco perché io ho sposato un po' la causa di questa battaglia per salvare questo bosco, che non sarà salvato naturalmente in Curtatone, a Gallarate, perché forse per costruire si poteva trovare un altro posto, lasciamelo dire, anche se quando ci sono di mezzo dei fondi ministeriali, europei, no? C'è la corsa dei comuni all'accaparramento, e però mi ha sospettito perché lì vogliono costruire una scuola, ma una delle persone che ho parlato, un insegnante, che mi ha detto che le 3 scuole esistenti bastano, avanzano, non sono neanche così fatiscenti, e in più mettere una scuola in un luogo così lontano vicino all'autostrada non era proprio il massimo. Vabbè, seguiremo questa storia, vediamo
chi la spunterà, gli alberi ricci oppure il cemento, non so, il futuro ci dirà. Però ci tenevo a dirvelo perché Radio Libertà dà sempre spazio e ossigeno anche a queste battaglie civili. E poi, ripeto, seguiamo i ricci, non bisogna toccarli. Se ne trovate uno vicino a casa, deve cercare di spostarlo, magari prendendo un cartoncino e lasciarlo nell'ambiente naturale. Lui si arrangia a mangiare, non mettiamoci a dare latte, assolutamente, finito di insetti, di lombrichi, di piccoli roditori, di lumache. Il latte di mucca è assolutamente letale per i ricci e niente, stiamo attenti, osserviamo l'ambiente perché non è escluso che anche fuori di casa nostra troviamo un riccio. Ecco, a proposito di questo, scusami Paola, ti chiedo scusa per l'interruzione. Proprio perché hai detto queste parole così sagge, e cioè che per cortesia è necessario non toccare i ricci, soprattutto non toccare gli animali, aggiungerei una cosuzza, se posso. Il mio pensiero e il mio più accorato e sentito disprezzo va a quell'orda di imbecilli, non voglio usare un altro termine, che quest'estate su una spiaggia italiana ha fatto morire un cucciolo di delfino perché hanno, immagino tu abbia letto la notizia, perché i lor signori avevano l'urgente necessità di farsi il selfie col delfino. Anziché chiamare la Guardia Costiera, anziché chiamare il WWF, la protezione animali, quello che volete, hanno preferito lasciare che il delfino si spiaggiasse e morisse, sol perché poi tra 10 anni, guarda, c'era il bimbo che si è fatto la foto col delfino. Ti prego, puoi dire qualcosa tu, per cortesia, te lo sto chiedendo, è guarda. Drammatica, è una vicenda drammatica e tra l'altro senza rendersi conto, i social hanno una loro utilità, ma possono essere anche una dannazione. Poi c'è chi si fa il selfie sull'oro di un burrone e finisce giù e tu ogni volta dici questo è veramente un award, il premio alla stupidità umana e mi dispiace tanto. Però se si vogliono fare dei selfie con questi animali, allora uno si prende una vacanza, si paga una vacanza con Tetis che porta le persone per mare per una settimana a cercare balene, ancora adesso, ancora per tutto settembre, anche un pezzo di ottobre. Uno si regala una vacanza speciale, fa bene all'ambiente, fa bene ai ricercatori, viaggia con i ricercatori, sta fuori una settimana in nave, in barca a vela, e lì si vedono le balene, i capodogli, i delfini ti vengono incontro, saltano sulla barca, puoi farti decine e migliaia di foto a loro e a te con loro, senza bisogno di toccarli, perché vengono naturalmente, e senza bisogno di fare stupidaggini di questo genere. Infatti. Perché questo è veramente drammatico, cioè, anche questi animali se stanno qui vuol dire che se ci sono loro quel nostro mare probabilmente è un mare che è ancora vivo, che è ancora sano. Il giorno in cui spariranno non saremo altro che il deserto, no? E purtroppo c'è questa moda, c'è questo vizio e così per apparire, quindi meno selfie agli animali e più azioni d'aiuto per una coesistenza importantissima. Hai fatto bene a ricordarlo, sì, quest'estate ne abbiamo letti di stupidaggini veramente incredibili, ma questo è drammatico. Poi in compenso ci sono anche quelli che mi fanno di cotte di crude per salvare gli animali, però appunto questo non va bene. Mi è venuto in mente adesso il canile di La Spezia, dove mi raccontavano che praticamente ha quasi l'aria condizionata per gli animali ospiti. Però ci sono anche esempi, come dire, veramente eccezionali di chi si mette nei piedi, nei panni degli altri e capisce quali possono essere le esigenze, no? Ecco. E purtroppo non siamo ancora cresciuti, siamo un po' dei barbari e il cellulare in questo caso, se uno ha l'indole barbara, non cresciuta, non acculturata, porta al peggio. No, l'altro animale di cui voglio parlarvi stamattina, e poi chiuderemo invece perché tra poco si apre la caccia, in alcune zone già aperta, sono i gechi. Perché con questo caldo, con queste temperature che sono cambiate, è facile vedere i gechi, che prima si vedevano solo in zone, in isole, forse sulle isole, in Sardegna, in Sicilia, in zone anche in Calabria immagino, in zone più calde, i gechi sui muri. Sì. Io quest'estate ho visto dei gechi straordinari che si mimetizzano, prendono il colore della zona in cui si trovano, ma se si erano su un palazzo con il lato arancione e c'era questo
Questa massa che si spostava, io a un certo punto metto gli occhiali e dico, ma non si sposta, è un geco, meraviglioso geco, il colore esatto di questo muro arancione. Non mi era mai capitato di vederne uno così mimetizzato, perché se stava immobile poteva sembrare un'ombra, era sera e c'era questo geco che si spostava. Quindi occhio anche ai gechi, perché sono preziosi, sono assolutamente preziosi. E se ci sono dei contaminanti naturali o artificiali, loro non ci sono. Se ci sono vuol dire che l'ambiente è sano. Quindi se vediamo un geco, diciamo, stiamo bene anche noi. E sono lontani, cugini e lucerte, lo sappiamo, no? Sì. Ha questo colore appunto della pelle che va dal grigio al maculato, i colori brillanti, ma soprattutto questa caratteristica che cambia colore in base all'ambiente, per mimetizzarsi con l'ambiente che li circonda. Ed è, io credo, una cosa, una tra virgolette, miracolo della natura veramente straordinario. E poi l'altra cosa interessante che gli studiosi, che i ricercatori studiano, perché il sogno è sempre quello di trovare qualcosa di naturale che ci permetta di riprodurre i meccanismi che ci sono in natura, no? E in questo caso è la capacità, le proprietà di adesione superficiale delle loro zampette, poter capire come funziona e poterlo riprodurre in un sistema artificiale per creare degli adesivi è quello che appunto gli studiosi cercano, no? E si è capito quindi, cercando di studiare il geco, che hanno una struttura in queste zampette minuscole complessissima, per cui non hanno soltanto delle sorte di lamelle soffici lunghe un paio di millimetri attaccate alle dita della zampa, che si adattano a qualunque superficie, alla rugosità, alla superficie liscia. E poi da lì si estendono gli altri peli curvi, si chiamano sete, che ricoprono le lamelle. E questo cosa porta? Porta ad amplificare, ad allargare la loro capacità di presa, la superficie di appoggio. È come se noi, anziché 2 piedi sotto, avessimo una moltiplicazione dei nostri piedi. Per cui con questo praticamente questi piedi diventano, queste zampette hanno sotto 3 milioni di sete, a loro volta appunto aderenti alla materia su cui si appoggiano. È veramente incredibile questa cosa degli animaletti così piccoli. E poi hanno sviluppato, visto che si incollano a queste superfici, hanno anche sviluppato dei meccanismi curiosissimi di stacco rapido per potersi spostare. Quindi sono degli animali più interessanti, come il nostro amico Paolo Galli, ecologo della Bicocca, che ha studiato insetti, questi insettini che si attaccano alle squame dei pesci, per chiedersi com'è possibile che durante l'accelerazione, durante il nuoto, e quindi la pressione esercitata dall'acqua sulla superficie, sulle squame, questi micro insetti non si stacchino, e da qui è riuscito a riprodurre una sorta di colla, diciamo artificiale chimica, che riproduce le dinamiche di questi insetti attaccati alla superficie dei pesci. Penso che sia veramente uno dei campi più affascinanti. Se tornassi giovane non escludo che mi metterei. Purtroppo quando ero giovane io queste notizie non era così facile, diciamo, raccattarle. In questo è il bello anche del web, dell'intelligenza artificiale. Probabilmente mi sarei messa a studiare questo campo, perché il campo della natura è meraviglioso. E poi che dire, come adesso anche tornando sempre a questi studi sul passato, la ricerca recente dell'altro giorno, pubblicata sempre da nostri ricercatori lombardi, uno è Cristiano Dal Sasso del Museo di Milano, un paleontologo che ha ricostruito il movimento di un fossile attraverso l'immagine, diciamo, partendo da un osso, cioè trovare un osso, un fossile, da lì riuscire a ricostruire l'animale cui quest'osso apparteneva, fossilizzato, e a quel punto, attraverso studi delicatissimi, profondissimi, capire in realtà qual era il movimento in acqua di questo animale. Ecco, se a me questa, diciamo, magia, non so come altro chiamarla. Poi però in chiusura volevo fare un accenno, tu interrompimi quando al momento se parlo troppo, alla caccia, perché adesso si riapre la caccia, praticamente penso in qualche regione dal 15 settembre fino al 30 gennaio,
ogni tanto dovremo tornare sul tema, credo, Sì. e purtroppo c'è una specie, la tortora selvatica, che per quanto le associazioni studiose, anche europee di ricerca, dicano che è una specie sempre più a rischio, è un po' come dire, comincia a essere una specie che fatica a resistere, non solo al cambiamento climatico, ma anche all'uomo, viene cacciata, e non è una cosa molto carina questa. Praticamente in molte regioni si caccia già dal 1 settembre, per esempio Marche, Basilicata, Umbria, Lazio, Nepale, Calabria. In Lombardia mi pare e in Toscana il 15 di settembre, però potrei sbagliarmi. E però tante realtà sono sul piede di guerra, poco si può fare, perché appunto poter cacciare questo animale è abbastanza problematico. L'Italia purtroppo regala, in questo caso, concessioni che, per animali che sono delicati, insomma, che si stanno quasi scomparendo. E in più l'altro esercizio di crudeltà, secondo me, è la Liguria, che ha permesso l'uso dell'arco e delle frecce per la caccia. Allora ditemi un po' se l'arco e le frecce non possiamo esercitarci come gli olimpionici e i paralimpionici e andare a prendere di mira un bel bersaglio no? Sì, appunto. Come in tanti posti. Esistono Appunto. queste possibilità, cerchiamo di farlo, insomma, anche noi, ma la tortora lasciamola in pace, ecco. Sì, a me è capitato, avendo avuto un padre che andava a caccia, mi è capitato spesso e volentieri di andarci, ne ho ricavato soltanto tanta noia e lunghe passeggiate in campagna, anche perché quando mi è ma le capitato di passeggiate ci sparare io ho stanno. mancato volutamente il bersaglio. Un tempo poteva Perché non aver me ne visto, fregava perché niente, insomma, non aveva senso per me, ecco, non sono mai riuscito a trovarci un senso o una poesia, no, ma tra l'altro, devo dire, francamente. adesso per fortuna le generazioni sono interessate da altro, sta un po' esaurendosi, salvo che in alcune regioni. Però io che quando mi capita di andare in Migianas, adesso in questo periodo si comincia a sentire il cervo in arrivo, a notte, il bramire del cervo, Sì, che cerca le sue compagne per riprodursi, e poi ti attraversa la strada un piccolo capriolo. Ecco, in zone boschive ormai abbandonate, in zone dove anche l'agricoltura è un po' in abbandono, se anche vengono abitate da questi animali, un male non lo fa sicuramente. no, E ripeto, si sta esaurendo la caccia. Un tempo aveva un suo perché, voglio dire, l'uomo è cacciatore, l'uomo doveva sfamarsi, certo. non c'erano supermercati, non c'erano gli allevamenti intensivi, però oggi francamente non ne vedo veramente ragione. Adesso poi c'è in più il problema dei cinghiali, della peste suina, per cui sono regioni che sono blindatissime, l'Emilia Romagna, ma anche la Toscana, la Lombardia, perché la peste suina è un problema per gli allevamenti di suini, ma è un problema enorme nei boschi. Quando passa, diciamo, l'infezione ai cinghiali, i cinghiali non sono sotto controllo, muoiono a bordo strada, muoiono nei boschi, il problema è anche andare a recuperarli. Quindi veramente questo non è un problema della natura, è un problema nostro, è un problema che abbiamo creato noi. Da una Infatti. parte con gli allevamenti intensivi, dall'altra facendo riprodurre i cinghiali in modo esagerato, perché i cinghiali sono anche loro una forzatura, no, dell'uomo, e poi adesso ci troviamo con il doppio problema. Allevamenti sotto pressione per la peste suina e boschi con i cinghiali che muoiono perché anche loro sono contagiati. Dopo aver concluso questa nota negativa, vi auguro il meglio per la settimana e buon ascolto sulle magiche ronde di Radio Libertà. Grazie Paola, bentornata e buon cammino. Settimana prossima poi faremo anche il punto delle ultime iniziative di Buone Notizie, lo splendido dorso del Volentieri. Corriere della Sera, dove tu ovviamente poni la tua apprezzata firma. Grazie Paola, noi adesso, grazie a te, noi adesso proseguiamo la nostra trasmissione. Oddio, la caccia può avere un senso, per esempio, in tutte quelle regioni dove i cinghiali si sono riprodotti in modo endemico, può servire come regolatore, perché se io penso che Roma, la capitale d'Italia, viene invasa dai cinghiali, allora forse c'è qualcosa di troppo che deve essere, diciamo così, razionalizzato, e così penso anche
in Calabria, dove è stato fatto questo ripopolamento che poi porta danni continui all'agricoltura, perché questi sono animali che devastano le coltivazioni, sono animali che si muovono tra l'altro in gruppo, invadono le strade. Prova a beccarne uno di notte con la macchina e vedi che cosa succede dopo. Vedi quanto danno ti fa alla macchina. E insomma, sì, sarebbe il caso di utilizzare le doppiette probabilmente più per questi fini contenitivi. Poi definirlo uno sport, francamente io questo tipo di sport non l'ho mai capito. Posso capire la box, posso capire altri tipi di sport, ma questo, perdonate, non sono mai riuscito a comprenderlo più del giusto. 0292947222 se avete voglia di dire qualcosa per telefono, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia. Anzi, stanotte c'è stato il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. Io vi dico la verità, l'ho seguito fin quasi alle 2. Ho visto l'arrivo a Philadelphia di Donald Trump, sceso dall'aereo con tutto il suo codazzo, però non ho fatto a tempo a seguire il dibattito. In compenso, i resoconti di stamattina dicono che sostanzialmente Trump sarebbe stato spiazzato dalla Harris. In compenso c'è chi guarda a questo dibattito con un occhio molto critico e disincantato, sono i russi. E infatti la BBC riferisce che dice Kamala Harris ha detto a Donald Trump che il presidente russo Vladimir Putin è un dittatore che se lo mangerebbe a colazione. L'espressione mangiarsi qualcuno a colazione non esiste in russo, ma una cosa che troverai a Mosca è l'appetito per un'elezione americana il cui risultato è un risultato che va a vantaggio della Russia. Il Cremlino avrà notato con un certo compiacimento che nel dibattito Trump ha evitato la domanda sul fatto se voglia o meno che l'Ucraina vinca la guerra. Voglio solo che la guerra si fermi, ha risposto Trump. Al contrario, la Harris ha parlato del diritto alla difesa dell'Ucraina e ha dichiarato che Putin ha i suoi occhi puntati sul resto dell'Europa. Nei commenti pubblici, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha sminuito l'importanza del dibattito. È come due famosi boxer che stanno combattendo sul Titanic, ha detto la signora Zakharova a Sputnik Radio. E alla fine del combattimento la gente chiederà: scusate, ma chi ha vinto? Ma questa cosa a chi frega? Questo è il Titanic, tra 15 minuti colpiranno l'iceberg. La scorsa settimana Putin aveva dichiarato di supportare la Harris nel corso della campagna elettorale e aveva apprezzato la sua risata contagiosa. Poco dopo, un conduttore della TV di Stato russa aveva sottolineato che il leader del Cremlino era stato leggermente ironico. Questa mi è piaciuta, però, devo dire la verità. Cavolo, le ha dato il bacio della morte. E questo ha posto naturalmente dei dubbi sul fatto che la vicepresidente americana sia considerata come una politica seria, e invece suggeriva questo conduttore suggeriva che fosse meglio che la Harris si fosse dedicata alla conduzione di uno show di cucina in televisione, quindi la vede bene al posto di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, secondo questo conduttore della TV russa. Ci potrebbe essere quindi uno show con dei dittatori che si mangiano candidati alla Casa Bianca a colazione, e questo se lo chiede il corrispondente dalla Russia della BBC, Steve Rosenberg, che naturalmente riferisce l'ironia con cui i russi guardano a queste elezioni. In effetti anche io quando ho letto quella dichiarazione di Putin sono rimasto un po' così, però ho detto sta a vedere che la stava prendendo in giro, e infatti la stava prendendo in giro. Altra cosa, Taylor Swift, stamattina io sentivo altre emittenti in cui gioiosamente, che bello, la Swift ha dato l'endorsement a Trump, che meraviglia.
Ecco, i suoi follower, 283 milioni di follower Instagram, significa che, la cosa sposterà voti? No, più che altro serve ad attrarre eventualmente l'attenzione, scrive appunto la collega Marianna Spring, che si occupa di social media e disinformazione, sempre per la BBC, più che altro pone l'elezione nel radar degli elettori più giovani e meno impegnati in politica. I meme e i montaggi da parte dei supporter online possono essere più autentici degli spot pagati dai candidati, che peraltro potrebbero anche essere utili nel convincere gli elettori indecisi. Ma c'è una domanda sul fatto che questo endorsement possa invece spingere in su i voti per Trump, quasi per ripicca, quasi per reazione. E c'è il rischio che le grandi star possano spingere, diciamo così, come potremmo dire, possano spingere a votare per l'altro candidato da parte di fan che non si sentono così rappresentati da gente come Taylor Swift, o che non hanno un tenore di vita come Taylor Swift, o che credono che la Swift sia completamente fuori dal mondo e non viva la vita che vivono loro. Cosa su cui peraltro i Griffin avevano ampiamente ironizzato in una famosa puntata del loro show. Va bene, le 11:30 noi ce ne andiamo, anzi è 32, ce ne andiamo in pausa con Paolo Conte, la Topolino Amaranto del 1975, e dopo conto corrente con Antonio Zannaro. A tra poco.
E alle 11:35 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, la Topolino Amaranto di Paolo Conte ci ha portati direttamente a casa di Antonio Zennaro, che è qui con noi. Buongiorno Antonio, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Libertà, buongiorno Antonino e ben risentito. E allora, noi non parliamo a caso, non abbiamo messo a caso la Topolino Amaranto, perché oggi parliamo di un tema che naturalmente tocca il cuore di tanti italiani e non soltanto di quelli appassionati di motori. Sì, parliamo di automotive per gli anglofoni, il settore dell'auto è in grossa crisi. I dati sono stati spaventosi ad agosto, eccezionali nelle aspettative che non sono state tradite. L'elettrico di tutta Europa, non solo l'Italia, ha fatto meno tra il 35 e il meno 40% di vendite, Sì, e le immatricolazioni su una media del meno 13 meno 20%. Io in un video su TikTok, che è anche stato molto visto ma anche un po' criticato, ho parlato di rivolta del consumatore. Perché? Perché dal 2035 c'è questo obbligo di immatricolazione dei veicoli che non siano a fine benzina e diesel. E allora qualcuno mi ha scritto addirittura, ma io tanto il 31/12/2034 posso comunque comprare una macchina a benzina. Ecco, il problema è di due tipi. Allora, le catene di produzione partono con progetti di 10-15 anni prima, non è che partono il giorno prima, anche se siamo un paese ancora che ha avuto problemi industriali, ma siamo ancora un paese industriale, quindi hai tanti persone che ignorano la complessità di un sistema industriale. Per essere pronti nel 2035 tu devi partire adesso, e siccome però sembrerebbe che non c'è domanda di elettrico per tutta una serie di problemi, di tutta una serie di soluzioni, che sta succedendo? Chiudono le fabbriche, chiudono gli impianti, chiudono i contratti con i fornitori, con i subfornitori. L'Europa, per colpa di questa scelta folle, si sta ammazzando economicamente nel settore dell'automotive, che ha tra diretto e indiretto quasi 1 milione di occupati. Quindi un suicidio di massa dell'industria automobilistica europea. E questo sta colando a picco anche l'economia tedesca, perché BMW ha dovuto richiamare una marea di auto, non riesce a soddisfare ovviamente i bisogni dei clienti. Volkswagen addirittura ha in eccesso 500.000 auto, insomma Stellantis, vabbè, non ne parliamo. La Cina, che produce a un costo la metà rispetto a noi europei, si prenderà tutto il mercato. Quindi il rischio è un rischio devastante in termini economici, politici, finanziari, e adesso risentono anche i titoli finanziari di questa crisi. E quindi mi stupisco che adesso tutti si siano svegliati, anche gli stessi leader dell'industria automobilistica, a dire: oddio, ma i consumatori non comprano più le auto che, se facciamo anche il confronto rispetto a 10 anni fa, sono aumentate del 50, 60, 70, addirittura 100%, quindi inflazione. Le colonnine puoi aspettare 20 minuti, 30 minuti a chi lavora, insomma devi essere molto flessibile. E poi terzo problema, i prestiti sull'auto con i tassi così alti. Se tu vai a comprare una macchina e fai il prestito, paghi 8-9%, sono tassi quasi legali per legge, assolutamente, ma se i redditi non salgono e la gente non è in grado di pagare, di affrontare un tipo di prestito di questo tipo. Infatti. 9-10% è tanta roba, e non è vero che si sono diminuiti nonostante un piccolo taglio dei tassi di interesse della banca centrale. Quindi l'industria sta collassando, gli incentivi, e quindi qual è la soluzione? La soluzione è quella di
dare incentivi ancora a buttare via soldi, o forse spostare questo limite del 2035, o forse anche dare delle politiche meno aggressive sul fronte dei prezzi, no? Non è che una persona può cambiare ogni 2 anni l'auto e mi può aumentare quel prezzo dell'auto del 10-15% ogni anno, o i pezzi di ricambio che hanno dei prezzi assurdi. Insomma, forse hanno voluto troppo l'industria automobilistica e rischiano di venire spazzati via dalla Cina. Quindi occhio, perché forse è una caduta degli dèi, e la principale colpa di questo è proprio dell'industria automobilistica tedesca. Sì, è vero. È un suicidio, tra l'altro, che distrugge un settore che, non solo è stato importante e trainante per l'economia tedesca, ma anche per quella italiana. Qui in Italia stiamo assistendo a una vera e propria strage, e parlo con un signore che nella sua regione, se non ricordo male, c'ha la Sevel, che fabbrica i furgoni. Per cui, voglio dire, è tutta una situazione nella quale, tra l'altro, anche questa fusione che è stata fatta tra la Fiat e il gruppo Peugeot-Citroën, gruppo che, sta facendo di tutto per non potenziare, l'indotto dell'automobile, non potenziare la produzione di automobili in questo paese. La Fiat, che era il produttore nazionale con modelli in qualsiasi settore, in qualsiasi segmento, oggi campa, ne vende 3 o 4 se non sbaglio. L'Alfa Romeo non ne parliamo, per adesso ne ha 4 in vendita, la Lancia 1 solo. Ecco, forse ora si parla più avanti della nuova ammiraglia, la Gamma, eccetera, 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 però il punto è: dove pretendiamo di andare in queste condizioni? E soprattutto dove andranno a finire i posti di lavoro? Perché nel momento in cui io, tra l'altro, leggo che Stellantis dice ai suoi operai italiani: "Beh, allora se volete continuare a lavorare andatevene in Polonia". Allora, quando parliamo di mantenere l'italianità dell'azienda, mantenere questo, mantenere quello, cioè questi sono i classici francesi che arrivano loro e comandano loro. Bel guadagno che ci abbiamo Sì, fatto. questo è stato un tema importante che tu dici, nel senso che quando hanno fatto questa operazione erano state date garanzie anche ai governi, e non stanno rispettando gli impegni presi. C'è una grossa filosofia alla base. Il problema qual è? Che se la politica del governo, le scelte a livello alto, non parlo di Italia, ma a livello molto più alto, è quella il modello di non avrai niente e sarai felice. Cioè, se hai visto male la proprietà dell'auto, no? Se tu devi avere le città a 15 km/h e devi addirittura, come in Olanda, che tu avrai l'auto condivisa, no? Cioè, il problema è che dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi anche qui in Europa, e questo poi si impone anche nelle scelte di politica industriale, perché addirittura ho sentito parlare che sembrerebbe che Stellantis potrebbe fare da distributore alle auto cinesi in Italia. Cioè, il tema è che industria uguale posti di lavoro, produzione uguale economia, benessere e ciclo economico. Se noi perdiamo i posti di lavoro abbiamo la povertà, punto. Non è che ci stanno tante altre soluzioni, o non è che possiamo vivere con l'80% di turismo, no? Perché poi l'industria turistica in nessun paese ha dei picchi di PIL così importanti. Quindi dovremmo difendere con le unghie e con i denti i posti di lavoro che abbiamo. Oltretutto c'è un tema: nel momento che hai perso l'industria automobilistica, come fai a recuperare? Appunto. Hai cioè, gli interlocutori sono fuori, all'estero, ragionano con una visione globale. Quindi c'è un grosso tema, secondo me, di politica industriale, e non è semplice, non è anche il governo da solo che può gestire, però i consumatori si ribellano, e quindi questo è un dato anche per le industrie automobilistiche. Se impongo una cosa contro natura, poi la natura si ribella, no? Quindi anche questa imposizione dell'elettrico si sta scantando addosso. Quindi secondo me alla fine paghiamo due temi:
mancanza di leader nell'industria automobilistica, visionari come era Marchionne, che aveva denunciato tutti i problemi che saremmo andati incontro, e poi abbiamo un problema di considerare la produzione come un male ed averla delocalizzata tutta in Asia. Dobbiamo ritornare a produrre ed essere orgogliosi di quando ci sono fabbriche che aprono, imprese che producono, operai che lavorano, e un po' quello che si sta ragionando in America, no? Di reindustrializzazione. Se no perdiamo tutto, diventiamo chi diventiamo se non c'è lavoro? Un Senti, paese povero del terzo mondo. Senti, ma a questo punto io ti propongo uno dei miei sogni più proibiti che faccio la notte e poi mi sveglio tutto sudato. Lo Stato italiano che rifonda il Ministero delle Partecipazioni Statali e si acquisisce tutta Stellantis. Si può fare? Si può tornare ad avere l'Alfa Romeo azienda di Stato? E a questo punto anche Fiat e Lancia? Allora, non so se le regole europee ci permettono di fare ste robe, no? Perché però sappiamo che le regole europee ci impongono di fare delle scelte che non sono sempre nel nostro interesse nazionale. Però io ci convincerei a ragionare. Perché la Renault è un'azienda parastatale. Ci convincerei a ragionare perché i francesi quando lo vogliono le cose le fanno. Appunto. Non mi sembra che... Ma poi la domanda è, ma alla fine questa acquisizione è stato un bene per il sistema Italia o mai? Perché la domanda poi fondamentalmente questa ci dobbiamo domandare, no? Infatti. E alla fine non è stato questo, perché ci hanno tagliato tutte le catene di approvvigionamento, ci hanno tagliato i fornitori che sono italiani, quindi è un attacco diretto all'economia italiana. Quindi forse cominciamo a ragionare anche noi nel reindustrializzare, e la reindustrializzazione, il capofila principale deve essere lo Stato. Non vuol dire essere socialisti, non vuol dire essere comunisti, però vuol dire difendere lo Stato, vuol dire essere nazionalisti. Questo sì, ma non è una parola brutta essere nazionalisti. No. Non è una bestemmia, cioè dire che bisogna forse tutelare l'interesse nazionale. Ecco, sì, questo sì, dovrebbe essere forse una priorità insieme alla priorità, dopo ne parleremo un'altra volta, del tema della denatalità, delle conseguenze sull'economia. E quindi sì, Antonino, sarebbe cosa buona e giusta forse che qualche marchio di eccellenza, se andiamo a vedere quasi è stato il guadagno che comprarono per un tosto di pane Lamborghini che 100 milioni la comprarono. Cioè, è un marchio che come minimo vale, cioè proprio così, ma proprio 10 volte miliardi, tanto. 10-15 miliardi, cioè non so se Ferrari vale, no, cioè, facciamo proprio che valga un quarto, un quinto di Ferrari, cioè, quindi ma di che stiamo parlando? Quindi penso che sia una priorità, anche il nostro, diciamo, tutto gli imprenditori, insomma, forse meno polemiche sul gossip e più questi sono i temi secondo me, e quindi serve anche un cambio di passo importante di tutti gli interlocutori. Non dico che debba essere una priorità, ma cioè, se perdiamo l'industria automobilistica, sono altri posti di lavoro che perdiamo. E poi Infatti. Faccio un esempio, tutto l'indotto tra Sebel in Abruzzo, tra i 10-15 mila posti di lavoro. Non è che parliamo di 100 posti di lavoro che uno ricolloca col turismo, cioè, parliamo di tanta roba, perché poi c'è tutto un indotto commerciale, industriale, di economia, negozi, appartamenti, case, cioè, muoiono le economie di interi territori, si muore proprio economicamente, quindi vedo che queste scelte sono state fatte da queste multinazionali ormai senza arte né parte, in maniera scellerata, con delle conseguenze sui territori devastanti.
Quindi forse 2035, insomma, chi ha votato la cosa del 2035 forse un esame di coscienza lo dovrebbe fare, perché è devastante in termini economici, ma lo stiamo vedendo, c'è un meno 40, meno 30, meno 40%, significa ammazzare completamente l'industria insomma, tra le più importanti. Infatti, è proprio questo il punto. È proprio questo il punto. Penso per esempio a produzioni strategiche come quelle dei cuscinetti a sfera. Molti non lo sanno, ma i cuscinetti a sfera sono una produzione strategica, proprio essenziale a un paese. Noi li facevamo, noi avevamo per esempio la Magneti Marelli, che era proprietà italiana, ora se non sbaglio è stata venduta, non ricordo a chi, eccetera, eccetera, eccetera. E tutta questa roba qua era tutta dentro il gruppo Fiat che dopo essersi ingrandito, dopo essere diventato una multinazionale, eccetera, 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 ha ben pensato di fondersi con Peugeot, Citroën e arrivederci e grazie. E allora, sai, uno pensa che i padri fanno gli imperi e i figli poi li sfasciano. Qua siamo arrivati ai nipoti, ma i nipoti non mi pare che siano stati questi grandi capitani d'industria, a differenza di chi li ha preceduti, o sbaglio? Ma penso che la logica sia solo finanziaria e posso pure capire che ci sia una logica solo finanziaria di chi gestisce, insomma, le partecipazioni, ma lo Stato deve fare lo Stato. Allora, se sono stati presi impegni, perché se non sono stati presi impegni abbiamo sbagliato. Quindi lo Stato, ma poi in generale non parlo di destra e sinistra, non ha vigilato un settore strategico e ha fatto un errore grave, gravissimo, e quindi deve correre ai ripari. E se sono stati invece traditi gli impegni, qualcuno deve pagare dazio. Funziona così con gli Stati. Non è che ti puoi far prendere in giro, e noi ahimè anche su tante altre cose ci facciamo prendere in giro. Dobbiamo ricominciare a dire che lo Stato deve fare lo Stato. Cioè lo Stato non deve rompere le scatole a chi lavora e rispetta le tasse, che paga le tasse ed è in regola, perché no, abbiamo avuto certo. Del settore dell'artigianato, potremmo parlare, no? Che ogni artigiano è considerato quasi un evasore, insomma tutta una serie di temi, no? Ma ragazzi, senza industria cioè non siamo Singapore che con milioni di abitanti noi possiamo, no? puntare su tech. C'è tutto il tema ad esempio dell'industria tecnologica, ci sono tanti temi che bisogna cominciare a puntare i puntini, cioè non diamo solo colpa all'imprenditore, lo Stato deve fare lo Stato. Se le multinazionali non rispettano gli impegni, allora io te la faccio pagare, non è che non si scherza con lo Stato. Questo dovrebbe essere il messaggio chiaro, secondo me. Sì, appunto, forse il problema non era tanto la polemica se chiamare la nuova Alfa Milano o Junior, forse era meglio far capire in ogni caso che il governo italiano c'è e cura la sua azienda automobilistica. Forse. Sì. E forse sarebbe anche il caso di dire che il motore endotermico non è Satana, non è una bestemmia e quindi a noi del 2035 non ce ne può fregare di meno. E che continueremo a bruciare benzina fino alla consumazione dei secoli. Forse sarebbe giusto anche questo. Su questo vedremo, non lo so, ma sicuramente i consumatori si stanno ribellando e quindi occhio, perché poi visto che la logica è finanziaria, no, di queste famiglie, sì, di questi finanzieri, di queste cose, occhio perché poi cominciano a perdere i soldi e poi sono dolori, no? Anche per loro. È vero. Anche i ricchi piangeranno, come si dice. Esattamente, anche i ricchi piangeranno, per cui è meglio che stiano attenti anche loro a non sbagliare le scelte economiche. Il consumatore è re, come si dice nel marketing, quindi è il vero. Consumatore ha sempre ragione. Se il consumatore non ti compra più, qualche domanda, insomma, è ora che anche loro si cominciassero a fare. Esatto, e non puoi imporre al consumatore di comprare qualcosa per legge, perché quello succede nei regimi comunisti, non succede nelle società occidentali in cui il capitalismo, grazie a Dio, ha trionfato. Beh sì, io sono avulso da ogni tipo di logica comunista e che sia un comunismo 4.0 sicuramente dovremo combattere questa soluzione. Io
io, cioè, o comunque tutte le persone che la pensano come noi, ritengono che la proprietà privata sia una cosa indissolubile dal diritto, no? Quindi tutte queste cose qua che sostanzialmente ti stanno appiedando un po' alla volta, no? Ci stanno lasciando a piedi, perché se una macchina costa 60-70 mila euro e i redditi non seguono, non è che non si possa, no? E se ti mettono poi che tu non puoi circolare se non hai l'Euro 6, ti lasciano a piedi, poi non ci sono i mezzi, e poi magari i mezzi ci sono storme di persone irregolari, insomma sappiamo come nella metropolitana vediamo tutti i giorni che succede delle città italiane, insomma è una lotta continua ai cittadini per bene in Occidente, quindi è ora che anche i cittadini per bene comincino a rifiutare questo schema lo chiamano grande reset, chiamassero come gli pare, no? Sì. Non avrei nulla, hanno fatto un piano, non avrei nulla e sarei felice. Io preferisco avere qualcosina e stare tranquillo. Quindi se vogliono fare il comunismo 4.0 si candidassero alle elezioni e prendessero i voti, no? Esatto. Non che lo impongono in maniera indiretta, surrettizia. Esatto. Questo è un po' il tema, ma questi saranno i temi sempre di più dell'agenda economico-politica europea. E meglio non si poteva dire. Antonio, grazie del tuo tempo come grazie sempre. A voi. Ciao Antonino. Ci ritroviamo Alla mercoledì prossimo. Grazie. Ciao. Ciao. E allora noi Sì, noi niente, dovrebbe esserci la sigla però. Noi andiamo con la sigla e ora vi diciamo qualcos'altro. Ecco, mentre noi con Antonio Zennaro parliamo di cose serie, parliamo del futuro economico del paese, la realtà ancora una volta mostra di essere più assurda di qualsiasi racconto di Stephen King. State a sentire qua dall'Aggi, duello a colpi di motosega per una precedenza negata. Roba che veramente Freddy Krueger, spostati e veloce anche, aggiungerei. Sentite un po' cosa scrive l'Aggi. E questa è di poco fa, perché è di stamattina. È finita a colpi di motoseghe. È accaduto a Rosolini, nella zona sud del Siracusano, al culmine di una lite scoppiata presumibilmente per un diritto di precedenza negato tra un giardiniere, che era alla guida di un camioncino, e un gruppo di stranieri a bordo di un'auto. I due mezzi si sarebbero quasi sfiorati, stando a una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri alla stazione di Rosolini e della compagnia di Noto, e così sarebbero volate parole grosse tra i due conducenti. Gli animi si sarebbero surriscaldati fino a quando, secondo alcuni testimoni, uno degli stranieri sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe afferrato una delle due motoseghe conservate nel camioncino, mentre un altro avrebbe preso una scala. Il giardiniere a quel punto si sarebbe armato dell'altra motosega e così ne sarebbe scaturito un pericolosissimo duello da cui è rimasto ferito l'artigiano, costretto a fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale. L'uomo se la sarebbe cavata con 6 punti di sutura. La scena è stata ripresa da diversi testimoni coi propri telefonini. Nel giro di qualche minuto, quello scontro è finito sui social e nella chat, diventando in poco tempo virale. Sul caso ci sono le indagini dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e identificare i protagonisti di questo duello, nonché i testimoni. Oltre ai video, che sono ormai in possesso delle forze dell'ordine, ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Li si identificano, si prendono, si fa coriandoli del loro permesso di soggiorno e li si espelle, perché francamente gente che viene in questo paese per fare cosa? Addirittura per una lite sulle precedenze, qualcosa di estremamente futile, cosa pensa di fare di meglio? Prendere la motosega e cercare di ammazzare un cristiano che è uscito a lavorare. Un giardiniere col suo furgoncino. Complimenti davvero. Quello stamattina è uscito per lavorare e invece si è beccato 6 punti di sutura, e magari quel galantuomo gli avrebbe potuto pure mozzare un braccio, per carità. Ora non ditemi ma qua, ma là, qualunque discussione essa sia, non può degenerare addirittura alla rissa con le motoseghe, perché vuol dire che qui le teste sono partite, ma sono partite da quel dì.
E dai, su. Va bene, noi ce ne andiamo in pausa e poi torniamo con Secchi featuring Orlando Johnson, Keep on Jamming, ancora una volta l'estate del 1991 protagonista, tra poco. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. E
eccoci qua, belli caldi dall'estate del 1991 alle 12:05 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui a Zoom in sostituzione di PG Pellegrin. Allora, il telefono è aperto 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì. Allora, Lanza, abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì? Danna, buongiorno. Caro Mario, Allora, ciao, dimmi tutto. come va? Senti, Va? io stavo pensando, siccome Dimmi. tutti quanti i grandi mass media, i giornaloni, quelli che piace alla gente che piace, no? Hanno detto che Kamala Harris ha stravinto il duello questa notte. Io ho 10 euro in tasca, Sì. va bene? Se è legale, se è possibile, in qualche agenzia in Inghilterra, se commette, io le punto tutte sulla vittoria di Trump, proprio perché loro hanno detto che ha vinto a mani basse Kamala Harris. Io, ecco, se mi sapete indicare magari nella mia zona, io abito a Rieti, se si può puntare, io ho 10 euro in tasca, le voglio puntare su questo. Proprio è sicuro, perché se i mass media hanno detto che ha vinto Kamala Harris. Lo so, ma io non posso fare pubblicità alle sale da gioco, a Mario, abbi pazienza. Sto scherzando, io sto parlando del paradosso, no? Sì, però me li giocherei anch'io quei 10 euro, se lo vuoi sapere. Anche 15 o 20, non è cosa varia, siccome ci hanno preso cantonate in passato, vincono sempre loro e poi perdono alle urne regolarmente. Vabbè, lasciamo stare. No, io, caro Danna, vorrei far riflettere una cosa, siccome tu lo sai, no? Dimmi. Io sono, notoriamente, sono brutto, sono sporco, sono cattivo e sono anche complottista e penso male. E che vuoi fare? È una forma mentis la mia, dovrei andare da Jung, da Freud, non lo so. Però io penso che al di là delle frasi di disprezzo che mi dispiace dare da dottore del Papa nei confronti della Meloni, anche a volte insultanti, però non fa niente, la Meloni non è il padre eterno, può essere criticata come tutti, però la ragazzotta è sveglia e io penso che lei abbia mangiato la foglia e che la vogliono far fuori. Se è vero che ha dovuto bonificare alcuni ministeri, come dicono, allontanare alcuni, non si sa. Allora io andrei alla mossa principe che lei ha fatto, geniale. Siccome lei sa che ci sono poteri forti che la vogliono far fuori, cosa ha fatto? Invita Draghi a Palazzo Chigi. Non mi dicessero che è per parlare dell'Europa e cosa, perché manco tu che sei una persona intelligente ci credi. Oggi ci stanno con la tecnologia, ci puoi parlare al telefono, in video call e cose. Se ci vuole di parlare di persona, evidentemente vuole dirgli determinate cose. Siccome tra i due c'è anche una certa simpatia, va bene, io penso che lei si voglia mettere sotto l'ala protettrice di Draghi, che è l'uomo più potente in Italia e forse in Europa, per dire a quei poteri forti che la vogliono far fuori: guardate che io ho le spalle coperte da questo qua. Cioè praticamente lei cosa dice? Siccome qui mi vogliono far fuori con mezzo di illecito, Striano, Dia, tutte queste cose qua, cosa faccio io? Io mi metto sotto l'ala protettrice di Draghi. Non ci creda a questa storia che lei l'ha invitata per parlare di Europa. Se vuoi parlare, Danna, me lo insegni tu, ci stanno le videoconferenze, ci stanno i telefoni, si parlano per telefono. Se le invita, io ho visto questo, che nessuno ha fatto notare. Tutti dicono ufficialmente per parlare d'Europa, ma per me lei ha fatto una mossa azzeccatissima, da ragazzotta sveglia qual è. Dice sì, voi mi volete inchiappettare a me? Aspettate un attimo, io mi metto con l'uomo più potente d'Italia e d'Europa. Cioè questa la vedo, io non ci credo a questo invito e chiudo solo per parlare problemi d'Europa. Pensaci, pensa che se questa considerazione non è poi così peregrina, caro Danna. Ciao caro. Ma insomma, potrebbe anche avere un senso. In effetti all'inizio di questo governo c'era stato chi aveva osservato, che cosa è cambiato rispetto al governo Draghi. Non molto, sia in un senso che in un altro, sia chi lo vedeva positivamente, chi lo vedeva negativamente. Sai Mario, il fatto è che è un governo che deve vedersela con tanta gente che non ama l'idea che questa gente
che questa gente sia andata al potere. Non gli piace l'idea che ci sia un governo di destra, ma d'altronde, scusatemi, ma voi li ascoltate quelli dell'opposizione quando parlano? Vi rendete conto che la Schlein continua a usare questo linguaggio, a dire il governo più a destra della storia? E quindi? E quindi? Qual è il problema? Ma viva Dio, ma dovrà avvenire il giorno in cui avremo un sistema davvero bipolare con due partiti, un partito di destra e un partito di sinistra, o se preferite un partito conservatore e un partito progressista? E magari partito conservatore e partito progressista partiranno su un piano di reciproco rispetto, dopodiché gli elettori faranno le loro scelte, perché magari si occuperanno di proporre alla gente delle cose anziché dire no, dovete votare noi perché sennò viene il fascismo. Perché stamattina Giulio Cainarca diceva delle cose molto condivisibili, non ricordo di chi fosse il pezzo. Dice, la sinistra ha abdicato al parlare di lavoro, al parlare di giustizia sociale, è diventato il partito dei diritti, il partito delle camere da letto. Ma chi se ne frega delle camere da letto, scusate? Ma sai che cosa te ne frega della camera da letto quando non arrivi alla fine del mese, quando vedi che le aziende chiudono, quando vedi che tutto rincara? Ma a me che cosa me ne frega della parità, di questo, di quello e di quell'altro ancora, se poi la vera parità in questo paese non c'è, se poi una donna non viene pagata come un uomo? A me che cosa me ne frega del DDL Zan? Che cosa me ne frega dell'ambiente? Se poi non ho la possibilità di andare in giro perché? Perché io sono il grande inquinatore con l'auto Euro 2, signore e signori. Vogliamo parlare delle caldaie che tra poco accenderemo? Le caldaie dei condomini che bruciano la nafta? Vogliamo parlare di quello? Cosa inquina? Inquina di più quello o inquina di più la Panda Euro 2? Parliamo di questo. Parliamo di cose concrete, non parliamo di cazzate. Ma vi rendete conto che lunedì c'è stato lo sciopero dei mezzi qui a Milano? E uno dice, va bene, c'è lo sciopero dei mezzi, area B e area C saranno sospese. Almeno i cristiani che devono andare a lavorare possono andare a lavorare. Io volevo venire qua alla radio, per esempio. No! Il signor sindaco di Milano non ha sospeso l'area B e l'area C. Anzi, propone di allungarla fino a sabato e domenica. Questo secondo voi è per la salute dei vostri polmoni? 2 telefonate? Pronto, chi è là? Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Oh, maestro, bentornato, dimmi tutto. Grazie, ascoltami, tu poco fa giustamente hai parlato di quando ci sarà l'avvento del vero bipolarismo. Un partito conservatore e un partito progressista. Sì, e la finiamo qua, che dici? Sì, però nessuno si chiede cosa si intenda per progressismo o per progresso. Perché se progressismo o progresso vuol dire tutto quello che hai detto tu, quindi la fine dell'industria, la gente disoccupata, ok? Sì. Che cos'è il progresso? È regresso. Ecco, appunto, sarebbe questo il punto per una campagna elettorale decente, cioè sminuire o comunque svelare quello che si nasconde dietro il progressismo di questi illuminati, perché è tutto lì il discorso. Nessuno ha il coraggio di dire che i progressisti ci stanno portando al Medioevo. Tutto qua. No, non al Medioevo, attenzione, perché questo non è il Medioevo che era quello degli scambi tra la cultura araba e la cultura occidentale, in cui San Tommaso prendeva da Averroè Aristotele e lo inseriva nel pensiero occidentale. Attenzione, questo è un Medioevo tecnologico basato sulla palla al piede che vi mettono con i vari blocchi elettronici e in più con una sottomissione a una certa religione. Io ieri su AdSpy mi ha mandato, grazie per aver chiamato Marco e grazie per la riflessione, su AdSpy mi ha mandato un video girato in Francia di questi due colleghi che aveva
la palandrana lì, il Giabbi, il velo, sono andati da questa bella francesotta che poteva avere una ventina d'anni, bionda, gli occhi azzurri, una bella ragazza. E sì, ma io sono lontana dalla religione, però sono comunque cristiana. Ah, ma se i musulmani sono fieri del loro credo, va benissimo, qua e là. E quelli le hanno detto, ma tu te lo metteresti l'hijab? Ma certo, che problema c'è? E si è messa sto sacco, sta palandrana, e le hanno dato il premio, le hanno dato un come si dice, un regalino. E quella si è fatta intortare in questo modo, ripetendo, ah no, ma noi siamo in tutta sta storia, siamo rispettosi, qua e là, la religiosità, la laicità. Ma di che stiamo parlando? Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, Sì. salve, sono Franco da Brescia. Ciao Franco. Salve. Ciao. Senti un attimo, per favore, volevo chiedere e fare riferimento all'amico che aveva parlato prima per quanto riguardava il problema cinghiali. Sì. E poi ecco, il discorso è questo: quando si fanno certe affermazioni bisognerebbe che però ci fosse anche o un contraddittorio oppure dire le cose corrette, altrimenti passa un messaggio completamente errato. Perché questo sto dicendo? Il discorso della PSA in questo momento qua, ed è il risultato di ATS, è dovuto praticamente a degli scarti che sono stati versati da degli albergatori in una zona dove i cinghiali andavano normalmente a mangiare, e lì praticamente è partita la peste suina. Il problema è che dopo qualcuno dia colpa ai cacciatori, non è corretto. Non è corretto, perché allora a questo punto qua potremmo dire tutto quello che si vuole. Ma dare colpa ai cacciatori di che cosa, chiedo scusa? Del fatto che ci sia la PSA in questo momento. No, nessuno sta dicendo questo. Non erano queste le parole e non erano queste le intenzioni di Paola D'Amico, credo, per cui sarebbe bene... Forse, allora io, da quello che ho capito, però si è capito che i cacciatori che in questo momento qua stanno cercando di fare un servizio, anche se tu giustamente ognuno è libero di pensarla come vuole, i cacciatori in questo momento qua, almeno i selettori e coloro che stanno facendo un certo tipo di servizio per la comunità, stanno cercando di contenere i danni da questi benedetti cinghiali. E sembra quasi che questi cinghiali siano stati mollati effettivamente alcune volte per quanto riguarda in Toscana, ma la domanda che io facevo è questa: secondo voi il fatto di aver anche eventualmente mollato dei cinghiali, il discorso di caprioli, daini, mufloni e tutti questi animali selvatici che si sono riprodotti, non è stato sicuramente il cacciatore mollare, ma si sono riprodotti perché abbiamo avuto praticamente il progressivo abbandono dei boschi, intere comunità e paesini sono stati cancellati perché si va nella cultura metropolitana e si è tornati dalle zone lasciando perdere queste zone boscose e si è entrati nei paesi più grandi che sono diventate poi città. Questo ha favorito anche l'avvento del lupo, le linci arrivano perché ci sono questi animali. La domanda ulteriore che faccio è questa: ma secondo voi un animale che potremmo mangiare noi tranquillamente, la bistecca di mucca che si mangia normalmente, che differenza c'è rispetto a io che vado a prendere la bistecca di cinghiale o la bistecca di daino o la bistecca di cervo? Non c'è nessuna differenza, forse almeno pesticidi, forse almeno punturate. Questa è la sostanziale differenza, e non è che, attenzione, non è che siamo noi a decidere quanti bisogna che ce ne siano da abbattere. C'è tutto un lavoro fatto e viene confermato da ISPRA. Questi abbattimenti, come nel caso dell'Abruzzo o roba del genere, sono tutti abbattimenti che vengono fatti e confermati da ISPRA, cioè ci sono troppi animali per il territorio e per cui la densità, diciamo, di questi animali va praticamente corretta. Sì, ma infatti è quello, chiedo scusa, ma infatti questo è quello che ho detto anch'io, cioè la caccia deve avere una funzione di limitazione di questo proliferare di animali selvatici, perché se abbiamo il problema dei cinghiali e non solo il problema della peste suina, ma anche il problema del fatto che ormai sono arrivati anche dentro le grandi città, è perché un malinteso senso di ambientalismo ha portato a dei ripopolamenti fatti senza criterio, che ha portato poi alla riproduzione dei cinghiali senza sosta. Quindi mi pare che stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, la cosa però è questa, che bisogna cercare di essere corretti. Quando non sono solamente i cinghiali che si sono riprodotti, attenzione, noi parliamo di circa 1,5 milioni di caprioli,
circa 1 milione di cervi, attenzione, stiamo parlando di cifre talmente alte di anche altri animali che sono ben voluti da tutti, perché il cervo sicuramente è buono, sicuramente è bello, il capriolo è bello e va bene, il cinghiale fa male perché rompe le scatole. Però attenzione, siamo praticamente sommersi da nuovi animali. Ok, però non mi pare che i cervi rovinino l'agricoltura, sono i cinghiali quelli che devastano le coltivazioni, o no? Attenzione. Il cervo è qua per quello che mi permetto, mi permetto, guarda che i cervi sono dannosi tanto quanto i caprioli, tanto quanto i cinghiali, nel senso che comunque le coltivazioni dentro nel filare di viti ci va anche il cervo, ci vanno per mangiare le mele, ci vanno con i loro dei falchi, normalmente vanno per rovinare anche certe culture. Ma il problema più grosso non è quello. Quando si parla di incidenti stradali e dati del 2020 in Regione Lombardia, 1.200.000 euro di danni non sono fatti solo dai cinghiali. Smettiamo di dire cose errate, sono state fatte da tutti gli ungulati. Gli ungulati prevedono 5-6 tipi di animali. Il cinghiale è solamente l'apice perché ci fa comodo, perché è brutto, perché va a rompere le scatole, ma di notte sulle strade sono tantissimi incidenti che vengono fatti per caprioli, cervi, daini che viaggiano. E tutto questo per dire alla fine, non più di 15 giorni fa è venuto fuori il problema dell'Abruzzo. Sì, ci sono già stati degli animali che devono essere abbattuti e si parla di bambini, dei piccoli, ma attenzione, questi dati qua sono studiati da circa 250 anni da gente che aveva gli animali prima di noi e confermati da ISPRA. ISPRA, che sapete bene chi è quell'istituto che fa gli studi e dice sì, si devono abbattere perché sono in numero eccessivo, altrimenti vanno a danno della stessa popolazione. Rischiamo di fare la fine come nel Gran Paradiso di qualche anno fa, dove decine di stambecchi sono morti per una malattia. Questo è il vero problema, per cui si cerca di contenere. Se c'è il lupo, ben venga, e io dico assolutamente va bene il lupo, ci deve stare, come ci deve stare l'orso. Il problema è della densità, e molta gente non riesce a capire qual è la differenza tra il numero e volerne di tutti i tipi spostarli. Spostarli dove? Bisogna avere le zone, ma devono essere anche non antropiche. Cioè, se noi andiamo a rompere le balle a loro, giustamente, dobbiamo stare anche attenti, però che ci siano anche gli spazi che possono essere riservati a loro. Non per questo non possiamo evitare che l'uomo non possa andarsene in giro, camminando nei boschi, andando a raccogliere funghi, facendo le loro belle gitarelle per le montagne. Questo bisogna stare attenti. Ecco, per questo che io dico c'è una densità e bisogna stare molto attenti quando si entra in questo discorso. Ecco, tutto qua. Va bene, ringrazio delle sue osservazioni. Ecco. Allora, detto ciò, comunque la faremo sentire questa telefonata a Paolo D'Amico mercoledì, se vorrà replicherà, anche perché non essendoci Paolo D'Amico l'argomento non può essere affrontato come dovrebbe. Detto ciò, non volevamo offendere i cinghiali in ogni caso. Allora, altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono Walter. Oh, maestro, Walter, eccoti, sì. Dimmi tutto. Ma il cacciatore è un po' logorroico, cioè sterminiamo tutti gli animali, buttiamo il napalm così sterminiamo. Cazzo, è evidente, no, che se ci sono troppi animali vanno regolamentati, punto. Non andate a rompere Io non ho ancora sentito una persona aggredita da un lupo, non ho ancora sentito una persona aggredita da un cervo. Se è successo, 1 su 60 milioni può capitare anche che mentre cammini per strada un gruppo di extracomunitari ti massacri di legnate, ecco, appunto. E sono più pericolosi dei lupi e dei cinghiali. Mettiamo i puntini sulle i. O prendano le motoseghe per ammazzarti, come la notizia che abbiamo letto dalla Sicilia. Esatto, lasciamo perdere. Se il problema sono i lupi, un bel diretto a Milano dopo le 10 di sera in stazione centrale, vedi te se hai paura dei lupi o dei cinghiali. Slurp. Ho subito fatto un'idea. La cosa che volevo dire era questa. Stamattina io, come sai, io ascolto sempre la mattina, il pomeriggio purtroppo sono impegnato, e Giulio ha detto che il nostro amatissimo Giorgetti, tra l'altro tifoso del Southampton, quindi amante del calcio inglese, amante dei cani e tutto quanto, quindi molto affine al sottoscritto, tra le cose che ha prospettato è l'aumento delle pensioni minime, e ho sentito un numero 120%. Allora, io su questa cosa qui, da un governo di destra, mi fa un po' girare le scatoline, perché le pensioni minime, per carità di Dio, le persone vanno aiutate, vanno a persone che non hanno pagato €1 di contributi, mentre coloro che
e io sono in primis, per 44 anni hanno pagato cifre esorbitanti di contributi, siccome era una pensione corretta per i contributi pagati, ricordo sempre in media 897.000 euro, c'è qua la stampa dell'INPS, non vengono rivalutate. Ed è questo il problema più grosso che dovrebbero studiare. Allora, in politica dovrebbero esserci degli storici e dei filosofi. I tecnici veri che servirebbero in politica sono quelli, perché gli storici sanno come è caduto l'impero romano, sì. La grande Roma come è caduta. La classe media, quando la classe media comincia a boccheggiare, è un segnale molto grave, bisogna stare molto attenti. Noi siamo la classe media, l'uccellino nella miniera. Sì. E in questo momento continuiamo a perdere potere d'acquisto, perché guarda che io faccio per divertimento la mattina, mia moglie guarda tutti i bonus attivi. Ci sono delle cose che fanno accapponare la pelle, bonus, psicologo, bonus, cioè qui siamo il paese dei bonus. E poi adesso viene fuori la storia che chi ha più di 2 bambini prenderà la proposta di non fargli pagare le tasse. Ma voi andate in giro, quante famiglie di italiani, non dico acquisiti, italiani hanno più di 2 figli? Dove andranno tutti quei soldi? Punto di domanda. È un po' come l'auto elettrica, no? Il governo dice l'auto elettrica, la Cina, bla bla bla, e poi ti fanno un incentivo per acquistare una macchina elettrica. Cioè, si chiama schizofrenia in termine medico quella roba qua, e per me questo governo è un po' schizofrenico, ovvero fa delle cose che sono condivisibili, ma molte altre, caro mio, neanche la Salis. No, ma poi ti dico la verità, l'idea di pagare le tasse per testa mi sembra molto medievaleggiante. Cioè mi sembra il focatico, te lo ricordi il focatico? No, non me lo ricordo. Ecco, il focatico lo diciamo per chi ci sta ascoltando, così faccio anche sfoggio della mia vasta cultura, come mi viene rimproverato, quindi cari inferiori, così alla Fantozzi, no. Allora, scherzi a parte, il focatico era una tassa medievale che veniva fatta pagare nelle famiglie in ragione delle bocche da sfamare. Più figli avevi, più pagavi. Aggiungerei, se vogliamo essere in condizioni di finanza creativa, che si potrebbe introdurre anche una bella tassa sul numero di aperture che hanno le abitazioni, quindi sulle finestre e sulle porte. Perché c'era anche questo nel Medioevo che il feudatario imponeva ai suoi sudditi, per cui ecco, io non ne farei una questione di tassazione per testa, ne farei una tassazione per reddito. Appunto, cioè io preferirei che la gente venisse tassata per il suo reddito, anche perché appunto come tu dici, quindi gli italiani cosa devono fare? Così fanno più figli, ma i figli vanno anche campati. A me sta storia, ecco, io sta storia qua, no, che non riesco proprio a capire, perché è una cosa tipica anche della Chiesa Cattolica Italiana, fino a quando non ha deciso di fare il partito politico quale è adesso. Ogni volta ti faceva il discorso, è la vita, è la contraccezione, è questo, è quello. Benissimo, sì, è bellissimo essere al mondo, è bellissimo dare la vita, ma poi la devi campare. Cioè, il concetto di paternità e maternità responsabile, predicato dal Vaticano II, non esiste più, se lo sono scordato. Qua dobbiamo essere tutti come i neocatecumenali che fanno 18 figli per volta perché così sono benedetti al Signore. Non funziona così. Replichiamo i cinghiali. Ti lascio con una mia riflessione. Evitiamo questi accostamenti, se no poi arrivano le querele. No, dimmi, mi dissocio da questa tua uscita. Ecco. Ok, dimmi. Accetto il tuo dissocio. Volevo dire una domanda alla quale non riesco a ottenere risposta. Io prendo uno stipendio lordo, 52.000 euro all'anno, però il mio stipendio reale è molto meno. Io su quello lì ci pago il 40% di tasse. Certo. Perché io devo essere tassato per il lordo? Bella domanda. Il mio reddito non è, io sono dipendente, prendo 53.000 euro all'anno di lordo, io sono tassato su 53.000, ma io mica porto a casa 53.000 euro. Appunto.
Questa è una domanda alla quale nessuno mi risponde. L'unico che ha detto qualcosa è stato Rinaldi, però lo Stato bisogna mantenere. E che cazzo, lo devo mantenere solo io? Cioè, con un immigrato che arriva qua con 4 figli che prende 1.500 euro al mese e di welfare ci costa 3.000, chi cacchio lo paga? Così, ti lasciavo con questa chicca. Ciao Antonino, sai che ti voglio bene e forza Newcastle. Anche io e forza Vibonese, grazie. Allora, tra l'altro è cominciata male domenica col Nissa, 1-1 abbiamo fatto, si giocava con 38 gradi, che giornata. Va bene, bella gente, noi abbiamo finito per oggi, ci troviamo domani alle 10:35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Amy Stewart, You Really Touched My Heart, 1978, mi hai davvero toccato il cuore. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato